popolari, oggi il via alla Camera sulla discussione per la conversione del decreto di salvataggio dei due istituti di credito. Intanto dalla senatrice Laura Puppato arriva una proposta per cercare di ristorare anche i piccoli azionisti. 14 giunti ieri, 16 stamane, l'arrivo dei profughi a Portogruaro fa salire la tensione tra i residenti, domani sera corteo di protesta della Lega Nord. Tra sabato e domenica nuovi nubifragi hanno colpito il Veneto, ancora danni e paure in un'estate caratterizzata da caldo record e improvvise tempeste. 2 incidenti in A4, 4 le persone ferite, 10 km di coda, ennesima mattinata di passione per gli automobilisti. Giovane trevigiana in vacanza a Caorle aggredita e presa a pugni da un ubriaco albanese che aveva tentato delle pesanti avance, l'uomo è stato arrestato. Non solo la città di Venezia, ma anche quanto nei secoli i veneziani hanno costruito su entrambe le sponde dell'Adriatico sono un bene di tutti. Le mura della Serenissima e rete tra Palmanova e Peschiera diventano patrimonio UNESCO. Questi i titoli della prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. Buongiorno e buon lunedì a tutti. In primo piano dunque la vicenda che da Chioggia ha fatto il giro d'Italia, ovvero quella dello stabilimento balneare Playa Punta Canna di Sottomarina. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il prefetto di Venezia ha intimato a Gianni Scarpa, gestore dello stabilimento, di rimuovere ogni riferimento al regime fascista. L'ordinanza emanata in mattinata porta la firma del prefetto veneziano Carlo Boffi e intima al titolare della concessione balneare Punta Canna di Chioggia l'immediata rimozione di ogni riferimento al fascismo contenuto in cartelli, manifesti e scritte presenti all'interno dello stabilimento. Ordina inoltre a Gianni Scarpa di astenersi dall'ulteriore diffusione di messaggi definiti contrari alla democrazia. A motivare il provvedimento, spiega la prefettura in una nota, il pericolo concreto ed attuale che la persistenza di tali comportamenti possa provocare esplicite reazioni di riprovazione e sdegno nell'opinione pubblica, con conseguenti possibili manifestazioni avverse, quindi il rischio di turbative dell'ordine pubblico. Alla questura il compito di notificare l'ordinanza al diretto interessato. Le polemiche intorno ai cartelli, inneggianti al Duce, in quella che fino a qualche anno fa era conosciuta come la spiaggia dei Belli di Sottomarina, erano nate in seguito alla pubblicazione di un articolo su Repubblica, poi ripreso da tutti i media nazionali e internazionali. In queste ore l'intervento delle istituzioni, probabilmente tardivo, dal momento che l'eccentrico titolare aveva già annunciato la sua volontà di rimuovere da subito i manifesti per evitare ulteriori problemi. Definire la mia una spiaggia fascista è un'esagerazione, spiega Gianni Scarpa, amatissimo a Chioggia e difeso dalla stragrande maggioranza della popolazione, nonché dalla totalità della sua affezionata clientela. Non sono un fascista, sostiene, mi piacciono la sicurezza, l'educazione e la pulizia. Qui c'è gente per bene, nessuno sporca, urla o schiamazza. Se quelle foto danno così fastidio le tolgo già da oggi. Certo però, se avessi messo manifesti di Che Guevara, tutto questo caos non sarebbe successo. E sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Chioggia, Marco Veronese. Perché sprecare le già risibili risorse di uomini della polizia in cose come questa, ha detto il vice sindaco, invece di occuparsi del controllo degli abusivi in spiaggia per il quale la polizia locale non riesce a far fronte. Veronese ha poi sottolineato che ci sono cose più serie in cui impegnare le forze dell'ordine. Certo, qualcuno vede il reato di apologia al fascismo, ma è una questione folcloristica un po' borderline, ha continuato il vice sindaco, di cui nessuno tra i turisti, non credo, non siano tutti di destra, e i residenti si è mai lamentato. Lo stabilimento, per quello che so, non ha avuto mai problemi di ordine pubblico o altro. Veronese spiega che non si vuole sottrarre alle sue competenze e che ha già dato disposizione di verificare la concessione data allo stabilimento. Se dalle indagini si prefigurano reati, ha concluso il vice sindaco, prenderemo i provvedimenti necessari, anche quello della revoca. Naturalmente continueremo a seguire da vicino questa vicenda. Ed ora la questione delle banche popolari venete, oggi il via alla Camera della conversione del decreto di salvataggio dei due istituti di credito. Intanto dalla senatrice trevigiana Laura Puppato arriva una proposta per cercare di ristorare anche i piccoli azionisti.
Banche Venete, l'autorità garante per la concorrenza ha dato il via libera ad Intesa San Paolo per l'acquisizione degli attivi e rami d'azienda di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, e mentre inizia alla Camera l'esame del decreto di salvataggio, il tema sarà oggi anche al centro dell'Eurogruppo che si riunisce a Bruxelles. A Roma intanto si preannuncia battaglia in Parlamento tra maggioranza ed opposizione. Il decreto prevede la possibilità di ampliare i rimborsi agli obbligazionisti, ma gli azionisti che non hanno accettato la transazione hanno perso tutto. Dalla Marca, promotore il sindaco di Montebelluna Marzio Favero, è arrivata sabato una lettera sottoscritta da 38 sindaci della Lega nella quale si chiede al governo di salvare i soci risparmiatori. Appello ovvio, condivisibile e tardivo, ribatte la senatrice Laura Puppato, già sindaco di Montebelluna, che in queste ore ha presentato al governo una proposta. Che è quello di provare a vedere se attraverso la società costituita dal Ministero del Tesoro a suo tempo 20 anni fa con la salvaguardia del Banco di Napoli e oggi con la possibilità di utilizzare lo stesso meccanismo per le due banche venete, si possa recuperare molto di quei 17 miliardi di non performing loan, cioè di quei crediti non esigibili o comunque esigibili con molta difficoltà, perché da quel fondo, che può risultare di parecchi miliardi, io credo che possa arrivare anche un ristoro ai piccoli azionisti, quindi ai non speculatori. E da circa 30 minuti è iniziato in aula alla Camera la discussione generale sul decreto per il salvataggio delle banche popolari. La Commissione Finanze giovedì scorso ha licenziato il testo dando il mandato al relatore, ma senza votare gli emendamenti, nemmeno quello presentato dallo stesso relatore Giovanni Sanga del PD. Il percorso che si era ipotizzato nei giorni scorsi era però quello di un ritorno in Commissione una volta completato l'approfondimento sulle modifiche, tra le quali l'ampliamento della platea degli obbligazionisti subordinati da rimborsare. Tuttavia in queste ore all'interno del governo, secondo quanto si apprende, starebbe maturando l'idea di non apportare modifiche al testo e di mettere la fiducia sul provvedimento così come licenziato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 25 giugno. Ed ora ci spostiamo a Portogruaro, dove sale la tensione per l'arrivo tra ieri e oggi di nuovi profughi. Per noi a Portogruaro c'è Daniela Sizzia, alla quale diamo subito la linea per tutti gli aggiornamenti. Buongiorno Daniela. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Noi, come hai detto tu, ci troviamo a Portogruaro in via San Giacomo, dove la tensione è davvero alta. I richiedenti asilo sono arrivati scortati dalle forze dell'ordine, sono entrati nelle palazzine degli ex militari divisi in due gruppi. Ieri mattina ne sono arrivati 14, mentre oggi ne sono arrivati altri 16, insomma una trentina in totale. Gli punti migranti ospitati in questa struttura, però sembra da voci che potrebbero arrivarne altre, si parla di arrivare a circa una cinquantina, anche se dobbiamo dire che nella notte e questa mattina hanno murato gli ingressi delle altre due palazzine, quindi in teoria dovrebbero insomma essere ospitati solo in una delle palazzine, quella centrale. Però ovviamente la rabbia dei cittadini e dei residenti è davvero alle stelle, non ci stiamo, dicono sono qua fuori in presidio costante 24 ore su 24 e siamo pronti a tutto. Tra l'altro appunto, come vi dicevo, i cittadini sono qui all'entrata ormai da 4 giorni e dicono non siamo mai stati interpellati né ci è stato mai detto nulla sull'arrivo di questi migranti. Un clima a dir poco incandescente che rischia davvero di degenerare in poco tempo. Domani sera alle 21 è stata organizzata dalla Lega Nord una manifestazione di protesta in centro a Portogruaro. Saranno presenti molti esponenti politici che chiedono il sostegno dei cittadini. I cittadini rispondono immediatamente: ci saremo e saremo anche in tanti. Migranti, ricordiamo che sono arrivati dall'ex base militare di Conetta, dove si erano verificati anche vari problemi di disordini, quindi ovviamente i cittadini sono ancora più preoccupati. Il comitato no migranti qua a Portogruaro sta contestando all'amministrazione di non aver fatto nulla per evitare tutto questo. Insomma, da Portogruaro per il momento è tutto, la linea nuovamente allo studio. Grazie, buon lavoro a Daniela Sizzia. E ora l'ondata di maltempo che nella notte tra sabato e domenica si è abbattuto ancora con violenza sull'intera regione. Un'estate che resterà sicuramente negli annali non solo per il caldo torrido di questi giorni, ma anche per le improvvise ondate di maltempo che hanno interessato la nostra regione.
Nubifragi, grandinate, forti folate di vento che in pochi minuti provocano pesanti danni nelle zone colpite. Anche nelle ultime ore dal Veneziano al Trevigiano sono stati centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per taglio o rimozione di alberi. A Carmignano sul Brenta i pompieri sono entrati in azione per soccorrere una famiglia che si trovava a bordo di una piccola imbarcazione spazzata dal vento al largo. Un 30enne è caduto in acqua mentre tentava di mettere in sicurezza l'imbarcazione, mentre la donna è riuscita ad arrivare in porto. Il giovane è stato individuato e portato in salvo circa 3 ore dopo su una secca che aveva raggiunto a nuoto. E un'altra imbarcazione si è arenata rovesciandosi di fronte al porto di Chioggia. Anche in questo caso i vigili del fuoco hanno portato in salvo padre e figlio che si trovavano a bordo. E il maltempo non ha risparmiato nemmeno la provincia di Treviso, con una quarantina di interventi un po' in tutta la Marca, soprattutto per piante sradicate. A Mogliano e a Quinto 5 complessivamente le auto centrate da grossi alberi caduti a terra. A Villorba il nubifragio ha provocato l'allagamento di un sottopasso in cui era rimasto intrappolato un automobilista portato in salvo. Interventi anche nel capoluogo, sempre per alberi caduti. E la furia del maltempo è ben visibile nei danni ingentissimi causati sabato sera nella terrazza estiva di un ristorante di Treviso. In pochi terribili minuti il vento ha spazzato via tutto quello che ha incontrato, gazebo, tavolini, sedie, complicando una situazione che era già difficile dopo il precedente nubifragio di pochi giorni prima. Ancora l'ennesimo incidente questa mattina in A4, una uscita autonoma provoca 4 feriti e 10 chilometri di coda. Un'altra mattinata nera sulla A4 in direzione Venezia poco dopo il casello di Latisana. Un'auto è uscita di strada autonomamente in un tratto di autostrada a 2 corsie. 4 le persone rimaste lievemente ferite. Il sinistro ha immediatamente avuto ripercussioni sul traffico con la formazione di lunghe code tra San Giorgio di Nogaro e Portogruaro che hanno raggiunto i 10 chilometri. Complice il traffico intenso di questo lunedì con transiti elevati, 1800 veicoli all'ora segnalati, di questi una grande percentuale rappresentata da mezzi pesanti che sono tornati a circolare dopo i 2 giorni di stop del fine settimana. Sul posto le forze dell'ordine e i sanitari del SUEM per soccorrere i feriti. Una volta risolto questo primo sinistro, un altro incidente si è verificato al bivio A23 A4 a San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia con un tamponamento tra 2 mezzi pesanti, 5 chilometri di coda che si sono formati, fortunatamente illesi gli autisti dei 2 tir. Torniamo in provincia di Treviso, trovato morto in casa dalla fidanzata. Potrebbe essere stato un infarto a stroncare ieri un 38enne di Padernello. Sarà la procura a decidere se disporre l'autopsia sul corpo di un 38enne di Padernello di Paese trovato morto in casa ieri pomeriggio intorno alle 13 dalla fidanzata. Davide Esposito, 38 anni, operaio alla Osram, era steso nel suo letto ormai privo di vita. A stroncarlo un malore, una morte naturale secondo il sopralluogo effettuato da medico legale e carabinieri intervenuti nella palazzina di via Fonderia Montini a pochi passi dalla chiesa parrocchiale della frazione, la cui origine però non è stato possibile definire dalla sola ricognizione esterna del corpo. L'ipotesi è quella di un infarto che avrebbe causato il decesso improvviso. Nulla aveva fatto presagire una fine del genere. La sera prima la coppia era uscita normalmente, l'indomani, non riuscendo a contattarlo al telefono, la fidanzata si è preoccupata ed è andata a casa del 38enne trovando Esposito ancora nel suo letto, esanime. La donna sotto shock ha chiamato i carabinieri, ma l'equipaggio dell'ambulanza del 118, arrivato in pochi minuti sul posto, ha solamente potuto confermare la morte dello sfortunato operaio. Dramma nel Bellunese, un turista padovano ha perso la vita mentre si trovava in vacanza. I dettagli di questa tragedia con Filippo Fois che è in collegamento telefonico. Buongiorno Filippo. Sì, buongiorno. 7 anni di Padova, ha perso la vita mentre si trovava in vacanza nel Bellunese a Rocca Pietore. L'uomo è stato ritrovato a terra sul sentiero che da Coldirocca conduce a Monte Pietore da un'altra coppia di turisti che stava percorrendo quel tratto di passeggiata. Sono stati proprio loro a lanciare l'allarme al 118 che a sua volta ha allertato immediatamente il soccorso alpino. Quindi i soccorsi sono immediatamente intervenuti. Da un lato è arrivata una prima squadra in quad, un piccolo fuoristrada, che ha iniziato a praticare le manovre di rianimazione anche attraverso l'uso di un defibrillatore. Poco dopo è arrivato anche l'elisoccorso del SUEM di Pieve di Cadore con medico e infermiere che sono stati sbarcati con il verricello. Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi di salvare l'uomo. Ai sanitari non è rimasto che constatarne il decesso quasi sicuramente. L'uomo è stato colto da un malore durante la passeggiata.
La magistratura ha concesso il nulla osta per la rimozione, la salma è stata ricomposta e trasportata dai 5 soccorritori presenti fino a valle e accompagnata poi nella cella mortuaria di La Rocca. Con questo per ora da Padova è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois. Ed ora l'aggressione subita a Caorle da una 35enne trevigiana di Preganziol, presa a pugni da un ubriaco in un locale. La donna ha perso 5 denti. Pestata in piazza Caorle, raggiunta da un pugno al volto che le è costato 5 denti. Dovrà sottoporsi a un complesso intervento di ricostruzione odontoiatrica la turista trevigiana che sabato è rimasta vittima della furia di un operaio albanese vistosamente ubriaco. La 35enne di Preganziol si trovava a Caorle per qualche giorno di vacanza. Sabato era in un locale della centralissima piazza Giovanni XXIII quando è arrivato l'operaio edile, già alticcio, che ha cominciato a infastidire i clienti. Tra questi anche la turista trevigiana, alla quale l'albanese avrebbe fatto delle avance. Al suo rifiuto è diventato aggressivo e quando lei ha cercato di allontanarsi, lui, sempre più insistente, è arrivato alle mani sferrandole un pugno in faccia e facendola cadere a terra. Devastanti gli effetti del colpo subito, la turista ha perso 5 denti, il personale del locale ha immediatamente chiamato i carabinieri. Al loro arrivo l'operaio non solo non si è calmato, ma ha continuato ad agitarsi, rifiutandosi di seguirli in caserma. I militari lo hanno quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Alla 35enne, soccorsa dal 118, è stato diagnosticato un serio trauma facciale. Ed ora a Vicenza per una tentata spaccata in un negozio del centro storico. Ci racconta tutto in collegamento Carlo Inghilleri. Buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori da Vicenza. Un'auto usata come ariete, poi una tentata spaccata in pieno centro storico, in corso Fogazzaro. Sembra almeno questa essere la linea investigativa dei carabinieri che sono intervenuti appunto nel cuore della città. I carabinieri sono stati chiamati dal titolare del negozio che quando ha aperto la serranda si è trovato appunto con la vetrata danneggiata. I militari hanno raccolto le testimonianze di alcuni residenti che hanno parlato di 2 sonori botti intorno all'1:30 di notte, rumori insoliti, poi non è seguito alcun allarme. Sulla vetrina di rovinato i carabinieri hanno rinvenuto tracce di vernici di un'automobile, da qui appunto l'ipotesi che un comando di banditi abbia tentato appunto di sfondare la vetrata ma non sia riuscito il colpo e quindi abbiano desistito, anche per evitare appunto di attirare l'attenzione in quella zona residenziale. Direi che per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Buon lavoro a Carlo Inghilleri. Violenza nel quartiere Arcella di Padova con una maxi rissa sabato notte tra cittadini nigeriani. Si sono affrontati a colpi di bottiglia in strada. Maxi rissa sabato sera all'incrocio tra via Annibale da Bassano e via Bernina in zona Arcella. Un gruppetto di nigeriani si sono presi a bottigliate sotto gli occhi allibiti e scioccati di alcuni passanti che hanno allertato le forze dell'ordine. Quando la polizia è arrivata sul posto ha individuato 2 di loro ancora seduti su un marciapiede. Uno era ferito alle braccia. Poco distante hanno sorpreso un altro nigeriano sanguinante ad un braccio e sempre poco lontano in zona hanno individuato un altro africano, anche lui ferito ad una mano. Da chiarire la dinamica esatta della rissa violenta. 2 di loro sono finiti in ospedale e potrebbero scattare delle denunce. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.